Antonio, scopriamo? Pronti? Dai, Guarda che sciccheria. ragazzi, lo spettacolo del bosco, tartufi bianchi. Io te lo posso chiedere da dove arrivano, vero? Assolutamente sì, diciamo dal bosco. Però dopo, nello specifico, qua ci sono diverse provenienze. C'è un po' di Piemonte, c'è un po' d'Abruzzo, questi un po' più scuri, diciamo, e c'è un po' di Toscana, dove la Toscana è leggermente un po' più chiara, più bella, più liscia. Questi sono dei tondellini da fiera, di solito quando ci sono le fiere si accontenta il Certo, pubblico con un tartufino anche un po', come dire, accessibile. tutti bianchi. Tutti bianchi, sì, questo è Perché tutto è un stagione. tavolo. Oggi siamo, adesso è proprio il culmine, il top del tartufo bianco. Come si riconosce un buon tartufo, Antonino? Dal naso, Mm, se è liscio, se è più bitorsoluto, come si suol dire, quindi un terreno più roccioso, questo è un terreno più sabbioso, e quindi già l'estetica, il vestito fa il monaco, quindi l'estetica è già bella, poi effettivamente l'organolettico del profumo, e da lì capisci un po' la vera qualità del tartufo. Ma la dimensione fa anche la qualità? Oddio, non sempre, però guarda, ecco, non trovavo il bambino, Spettacolo. Quanto pesa? questo qua pesa, Vediamo, te lo dico vediamo. subito, guarda, non c'è trucco e non c'è inganno, 300 grammi, Quanti risotti ben fuori lì. tanti, tanti, Bene, allora ci vediamo al pranzo di Natale. ottimo.